Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Vedo che l'altro microfono proprio non ne vuole sapere. Allora, un attimo solo che devo risolvere un problema, un attimino solo, andiamo sulle proprietà. No, allora, un attimo solo che devo capire. Allora, no, questa è la C920 non è. Ok, questo qui. Ok, prova. Infatti non arriva perché si vede che c'è qualche problema qui. Allora, voi mi sentite da un microfono che sta lì, ma a me adesso serve anche quest'altro microfono. Ok, un attimino solo, che l'ho provato adesso, funzionava, ma a quanto pare allora così arriva, ma non è questo che mi serve. Adesso proprietà, adesso a me mi serve PCLM1 e prova. Ok, allora adesso l'audio dovrebbe arrivare correttamente. Opla, sbagliato, vediamo un attimino se arriva correttamente. 1 2 3 4. Sì, funziona tutto correttamente. Allora, buonasera a tutti, sono le 21:51, qui la regia, tutto fatto da me in tempo reale, quindi abbiate pietà. Allora, buonasera, sono le 21:51, oggi è martedì 22 agosto 2023, ok? Io volevo da tempo fare questa questa live di particolare che proveremo a giocare con questo. Guardate un po', questo è Dotto Contaparla. Aspettiamo, vediamo se lo mette a fuoco. Allora, Dotto Contaparla. Questo è uno dei giochi della serie Clem Clem Clementoni by Texas Instruments. La Texas Instruments fece il grillo parlante, poi fece il grillo parlante per insegnare l'inglese, o anche quello purtroppo un po' più complicato per me da prendere. Sono riuscito a trovare questo al volo e quindi utilizzeremo questo oggi. Vedremo un po' i giochi che si potevano fare con questo Dotto Contaparla. Però perché non me la mette a fuoco? Eccolo, Dotto Contaparla. Però dovrebbe mantenere il fuoco. Eccolo qui, Dotto Contaparla. Comunque, se aspettiamo che lo metta a fuoco, vedete, è ancora tenuto benissimo. Ci ho messo dentro, allora, non so se sapete che le batterie alcaline non verranno piano piano più prodotte, e Ikea già si è mossa in questo senso. E vai, adesso l'ha messa a fuoco. Ikea già si è mossa in questo senso e non le produce più, produce soltanto batterie ricaricabili. Ok, quindi diciamo questo è una grossa limitazione per chi ha ancora degli apparecchi che vanno a batterie alcaline. Certo, quelle ricaricabili andavano bene lo stesso, anche se erano 1,2 volts invece che 1,5, però dalla parte loro c'erano che magari potevano avere degli ampere un po' più alti, quindi durare un po' di più. Anche se l'apparecchio richiedeva 1,5 volt per funzionare, gliene bastavano anche 1,2 volt, però con un amperaggio un po' più grande. Va bene, quindi questa era una parentesi. Quindi ho cercato, ma si trovano ancora sia dal cinese che dentro a tanti altri negozi. Ce ne sono ancora i magazzini pieni, come fecero per le lampadine, che passarono prima dal filamento al risparmio energetico e dal risparmio energetico al LED, però
ci vuole un bel po' di tempo di adattamento e quindi durante questa transizione si trovavano ancora sia le lampadine a filamento, quelle a risparmio energetico, quando si passò poi definitivamente alle lampadine a LED. Quindi io questa sera, diciamo, volevo divertirmi con voi insieme a Dotto Contaparla. Infatti ho messo questa, è la mia vecchia telecamera di cui sto utilizzando solo il microfono. Allora io metto qui vicino perché si sente molto bassa la voce di questo apparecchio, e quindi noi andremo a sentire anche come negli anni 80 vi dicevo che la Texas Instruments fece lo Speak and Spell, era il grillo parlante inglese che parlava inglese, ma ne fece diversi. C'è un bellissimo video di Survival Hacking di Davide Gatti dove parla appunto del processore utilizzato per il sintetizzatore vocale di questo apparecchio. Allora andatevi a cercare sul canale di Davide Gatti che si chiama Survival Hacking, dentro Survival Hacking il video che parla del processore proprio della Texas Instruments che è inserito all'interno sia del grillo parlante sia del grillo parlante quello lì celeste che insegnava l'inglese, quindi insegnava l'inglese agli italiani, ok? E poi c'era questo che è Dotto Contaparla che insegna la matematica. Allora andiamo a vedere, noi lo andiamo subito ad accendere. Se noi lo andiamo a spegnere, sentite, non so se si sente bene, penso di sì. Accendiamo. Allora, proviamo a fare livello 1, calcolo, va. 98 più 0 fa 98. 81 più 1, 82. Sedici più 9 sbagliamo, va. 16 più 9 fa 2. Allora, vediamo un po' con la sottrazione. Allora, calcolo, dettato. Salve Riccardo, allora stiamo giocando un po' e sto facendo vedere come funzionava questo oggetto che è Dotto Contaparla della Clementoni, ok? Dotto Contaparla
uno dei giochi vocali della Clementoni della serie Il grillo parlante, Speak and Spell. Ok, qui vedete c'ho ancora delle cassette, piano piano le sto archiviando. Allora, vediamo un po'. Allora, maggiore minore. Maggiore o minore, livello 1. E 99 meno 9, maggiore o minore di 80. Maggiore, giusto, ora è 26 più 8, maggiore o minore di 30. Maggiore, giusto, ora è 37, maggiore o minore di 30. Salve Andrea, non ho capito niente che ha detto. Minore, giusto, ora è 3 più 2, maggiore o minore di 5, meno 2. Minore. Minore, non ho ricevuto 3 più 2, è maggiore di 5, meno 2. È maggiore. Sono scaricate le pile. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Scrivi, livello 1. Scrivi 99. 99. 99. Giusto, ora scrivi. Ciao Antonio, ciao Riccardo, ciao Andrea, benvenuti. Allora, io sto facendo vedere questi che erano i giocattoli di una volta. Questo è proprio anni 80, proprio anni 80. Faccio riferimento alla mia memoria su come si adopera questo attrezzo, perché sto facendo un po', è facile perché ci stanno. Allora, dettato tabelle, che vuol dire? Tabelle. Quanto fa 11 più 2? 11 più 2, 1. 3. 13. Giusto, ora 9. 12 più 2. no, queste non vanno bene, sono tutte mini stilo, a me mi servono 4 stilo. Queste sono le uniche che abbiamo. E allora scarica di batterie. Se scanerebbe, fino a che durano le batterie ce l'abbiamo. Come ho detto, rimettimi a fuoco. Oh, c'ho un cameraman qui che è uno spettacolo, ragazzi. Oh. C'ho un cameraman dietro a sta telecamera che va puma, come si diceva una volta. Allora, non ho capito più niente. Allora, vediamo un po'. Calcolo, dettato, tabelle, maggiore minore. Poi possiamo fare pure qua. Mi sa. Allora, Quanto fa 2 più 4? 2 più 4, 6. 6. 6. Giusto, ora 9. 2 più 12. Ma io voglio capire, calcolo. Calcolo. Livello 1. Livello 1. Livello 2. Livello 3. Andiamo con livello 3. Livello 3. Il massimo è livello 3. Fa 228 più 751. 228 più 750. A livello 3 comincia a essere più di... Vediamo un po', 978. 9, 7, 8. Non ricevo. Prova No. di nuovo. Quanto fa 228 più 751? 228 più 751. 228 più 751. 979. 9, 7, 9, 979. Giusto. Giusto. 9, 300 più 36. 336. 3, 3, 6, 336. Giusto. Ora 9, 22 più 660. 22 più 660. 682. 6, 8, 2, 682. Incredibile. Ora 9, 548 più 78. 626, sono un drago. 2, 6, 620. Sono un drago. Giusto. Ora 9, 555 più 80. Allora, Gino, a settembre sembra che nelle merendine del Mulino Bianco ricomincino a mettere delle sorpresine, ma non si sa se saranno le gommine, se saranno i giochini,
non si sa se sarà di nuovo tutta la collezione completa che diciamo avranno distribuito negli anni 80, ma ciò che è quasi sicuro, quindi al 90%, è che dalla fine di settembre pare comincino a rimettere le sorpresine dentro le scatoline, quelle che sembrano scatole dei fiammiferi, del mulino bianco Barilla. Quindi attenzione, che sembra che io ho detto a mia moglie, se fanno così comincio a comprare crostatine al cacao a livello industriale, compro lo scatolone, quello che dentro ci stanno 20 confezioni, sto a posto così. Anche perché volevo completare la mia collezione di sorpresine, me ne mancano 25 per completare, per riempire anche l'altro sorpresiere. Quindi era già mia intenzione andare per mercatini. Mi sono andato a vedere dei filmati, cercate nel mio canale, c'è un video nelle mostre e fiere che sono stato a Toissimi si vede una bancarella che ce l'aveva dentro, diciamo sotto, il banco sta sopra e sotto ci stanno le cose da un po' meno valore, e c'erano tante di queste sorpresine, diciamo sotto al banco. Mi sembra che, mo non mi ricordo bene, però se non erro stavano a €1 l'una. A quel punto li potevo pure comprare più di qualcuna, quindi veramente ho fatto un errore lì, però ancora non avevo neanche riaperto quei maxi sorpresieri che stavano fermi lì dagli anni 90, penso. Comunque anche questo stava fermo da un sacco di tempo, Guardate che qui c'è sta pure un jack, che non mi ricordo che cosa ci andava qua, forse l'alimentatore esterno, vedete? Poi qui non c'è più niente, vedete? È tutto uno, tutto chiuso. Questo è il famosissimo Dotto Contaparla, guardate come si vede bene con sta telecamera, ma è uno spettacolo. Poi mi voglio vedere sta live sul televisorone da 42 pollici. Comunque continuiamo a giocare, vediamo un po', perché io vedo che ci stanno, vedete, questi tasti qui che non l'ho mai usati, questi qua più o meno per diviso, e non so a che servono, e allora voglio capire. Allora ripeti, cancella. Quanto fa 555 più 80? 555 più 80, 635. 6, 3, 5, 635, giusto, hai indovinato 5, risposte su 5. Grazie. Però io adesso vorrei fare soltanto usare Sottrazione. sottrazioni. Quanto fa 226 meno 0? 226 meno 0 farà 200. 2, 6, 226, giusto? Giusto. Ora prova 1667 meno 761. Aspettate un attimo, voglio scrivere una cosa su una chat. Aspettate, un secondo solo. Allora, continuiamo a giocare, va, facciamo. Allora, no. Quanto fa 443 meno 80? 443 meno 80, 523. 5, 2, 3. Non ricevo, prova di nuovo. Quanto fa 443 meno 80? 363, oh. 3, 6, 3, 363, giusto? Ora prova 1214 meno 390.
416. 9, 1, 6, non ricevo, prova di nuovo, quanto fa 1214 meno 398, 816. 8, 1, 6, 816, giusto, ora prova 594 meno 128, 894 meno 128. Se capisce niente di quello che dice. 7, 6, 6, non ricevo, prova di nuovo, quanto fa 594 meno 128, Che cacchio dice? 466 io. 4, 6, 6, 466, giusto, ora prova 425 meno 321, 104. 1, 0, 4, 104, giusto, hai indovinato 5, risposte su 5. Oh, ho indovinato 5 risposte su 5. Sono troppo forte. Vabbè, comunque questo è quanto il dotto conta parla. Proviamo a fare Combinazione. combinazioni. Quanto fa 662 meno 218? Gioco con questo, però non ho capito niente. Quanto fa 662 meno 218? 4, 4, 4, 444, giusto, ora prova 28 per 50. 28 per 50 lo devo fare a mente. Ma tu stai matto. 28 per 50. 1400. 1, 4, 0, 0, 1400, giusto, ora Giusto. prova 606 meno 402, 606 meno 402. Io faccio tutto carico qui, c'è 392. 392, non ricevo, prova di nuovo, quanto fa 606 meno 402, Ma che sei scemo? 204. 2, 0, 4, 204, giusto, ora Giusto. prova 816 più 330, 1146. 1, 1, 4, 6, 1146, giusto, ora prova 4284, diviso 68, Diviso 68. Ma è divisibile? Sì, 63. 6, 3, 63, giusto, hai indovinato 5, risposte su 5. 5 risposte. Divisione. Quanto fa 5074 diviso 59? 86. 8, 6, 86, giusto, ora prova 968 diviso 22, 44. 4, 4, 44, giusto, ora prova 56 diviso 2, Vabbè, questo è 28. 2, 8, 28, giusto, ora prova 0 diviso 95. Quanto fa 0 diviso 95? 0, 0, giusto, ora prova 198 diviso 18. 1, 1, 11, giusto, hai indovinato 5, risposte su 5. Ammazza, oh. Ma c'ha pure dei numeri abbastanza complessi sto coso, eh. Vediamo, no, maggiore e minore l'abbiamo fatto. Dettato. Scrivi, livello 1, livello 3. Scrivi 37.714, 37.000. 7. 1, 4, 37.714, giusto,
78.327. 78.327, giusto? Ora scrivi 8.441. Scrivi 8.441. 8441. 8441. Giusto? Ora scrivi 1185. 1, 1, 8, 5, 1185, giusto? Ora scrivi 79.181, 7, 9, 8, 8, 1, non ricevo, prova di nuovo, scrivi 79.181, 7, 9, 1, 8, 1, 79.181, giusto? Hai indovinato 5, risposte su 5. E adesso voglio sbagliare 5 su 5. Allora, tabelle. Tabelle. 3, quanto fa 4 più 2? 4 più 2. 2, non ricevo, prova di nuovo, quanto fa 4 più 2? 2, 5, 6, non ho ricevuto, la risposta giusta è 6. Quanto fa 2 più 7? 8, non ricevo, prova di nuovo, quanto fa 2 più 7? 9, 9, giusto, ora prova 10 più 2. 1, 0, non ricevo, prova di nuovo, quanto fa 10 più 2? 1, 2, 12, giusto, ora prova 2 più 4. 1, 3, non ricevo, prova di nuovo, quanto fa 2 più 4? 6, 6, giusto, ora prova 12 più 2. 1, 4, 14, giusto, hai indovinato 4, risposte su 5. Fatto schifo, 4 risposte su 5, ragazzi, 4 risposte su 5. Ovviamente ho sbagliato non mi viene il termine, va bene. Passo la parola a Dotto Contaparla. Quanto fa 2 più 12? 1, 4, 14, giusto, ora prova 4 più 2. 4 più 2. 8, 7, 2, 4, 5, 1, 6, 9, non ricevo, prova di nuovo, quanto fa 4 più 2? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non ho ricevuto, la risposta giusta è 6. Mannaggia, oh. La risposta esatta è 6. Allora, Tabelle. Quanto fa 11 più 2? 1, 1. 1, 3, 13, giusto, ora prova 2 più 2. 2 più 2, 4. 4, 4, giusto, ora prova 6 più 2. 6 più 2, 8. 8, giusto, ora prova 2 più 11. 1, 3, 13, giusto, ora prova 8 più 2. 8 più 2, 8 più 2, 8 più 2. 1, 0, 10, giusto, hai indovinato 5, risposte su 5. 5 risposte su 5. Hai indovinato 5, risposte su 5. Hai indovinato 5, risposte su 5. Hai indovinato 5, risposte su 5. Addizione. Moltiplicazione. Addizione. Moltiplicazione. Tabelle. Scrivi. Livello 1. Arrivederci. Ciao. Scrivi.
Ciao Mirko! Sto usando Dotto Contaparla. Non ho capito che ha chiesto. Scrivi 2027 2027 2027, giusto? Ora scrivi 28.118. Mirko, ma si sente qualcosa? Voi sentite qualcosa? Che nessuno me l'ha scritto nella chat. Se si sente qualcosa. Intanto mi faccio ripetere. Scrivi 28.118 28118 28.118, giusto? Ora scrivi 4.337. Ragazzi, ma sentite voi quello che dice qui Dotto Contaparla? Sì? O sto facendo una live così? Buttata lì? No, ma tu magari c'avevi il sapientino, perché questo non gli si può fare di cose assurde, perché questo c'ha tutti i numeri, parla solo di numeri, moltiplicazioni, divisioni, sottrazioni, addizioni, è questo, si sente benissimo, perfetto, allora, facciamo ripetere. Scrivi 4.337 4.337 4.337, giusto? Ora scrivi 10.012. Aspettate che sto vedendo, io ovviamente c'ho un sacco di chat, di cose, mamma mia che impicci. Giochiamo con le addizioni? Ok, proviamo con le addizioni, eh. Intanto io sto vedendo qui un attimino su... cioè, voi non potete capire quanti canali ho su Telegram, divento stupido io proprio, eh. Ma proprio divento matto proprio, ma matto come un gatto, matto come un animale. Oh, vedi che bella mica Lumina che hanno messo, vabbè. Allora, giochiamo con le addizioni, giochiamo con le addizioni. Come cacchio? Ma che scrivo? 231. Così voglio fare le addizioni, no? Calcolo. Livello 1. Addizione. Addizioni. Quanto fa 78 più 9? Allora, io qui ho ovviamente la calcolatrice di Windows 78 più 9 che si fa a mente fa 87. 7. 87. Giusto. Ora Giusto! 4 più 3. Hai detto? Quanto fa 84 più 3? 80 4. più 3. Io stavo a fare lui 84, forse essere prima, 84 più 3, sempre 87 fa, 8, 7, 87. Giusto. Ora prova 39 più 6. 39 più 6, 39 più 6, vai, 39 più 6 fa quasi 45, più o meno. 4, 5, 45. Giusto. Ora prova 20 più 1. 20 più 1, 20, 1, 21. Giusto. Giusto. Ora prova 89 più 1. 90. 90. Giusto. Hai indovinato 5. Risposte su 5. Per i povedenti che ripeteva i numeri, chissà che fine ha fatto. Lo so, pure quella più o meno funziona con lo stesso principio. Questo è più per insegnare. La calcolatrice invece tu la utilizzavi, praticamente ti leggeva i numeri che premevi e ti leggeva il risultato delle operazioni che impostavi. Mi pare che era proprio della Texas Instruments, lo stessa, stessa casa, aveva fatto, me la ricordo benissimo quella calcolatrice. Forse ne dovresti parlare pure con Davide Gatti di Survival Hacking, che lui queste cose le va parecchio a cercare, queste cose un po' particolari, questi processori che simulavano il parlato umano, pur non avendo a disposizione una memoria chissà che grandezza, riuscivano a riprodurre
il parlato umano, diciamo, andando a modulare i suoni tramite un processore. Ok? Eh sì, se la voce è uguale, allora è sempre il processore della Texas Instruments, che ha la stessa voce, ce l'ha pure stavo sbagliando, il Sapientino è tutta un'altra cosa, il grillo parlante e il grillo parlante English che insegnava l'inglese. Ok? Quindi questo era Dotto Contaparla. Io ho soltanto le 4 batterie che sono qui dentro, quindi possiamo continuare un altro po', però vediamo un po'. Moltiplicazione. Moltiplicazione, andiamo a vedere. 5 per 6. 6 per 5 30. 3, 0, 30, giusto, ora 9, 3 per 6, 6 per 3 18. 1, 8, 18, giusto, ora 9, 0 per 3, 0 per 3 fa quasi 0. 0, 0, giusto, ora 9, 2 per 5, 2 per 5 10. 1, 0, 10, giusto, ora 9, 7 per 1, 7 per 1 7. 7, giusto, hai indovinato 5, risposte su 5. Allora, facciamola un po' più complicata, Adesso gliela facciamo un po' più complicata. Moltiplicazione. Livello 3. Quanto fa 42 per 27? 1, 1, 3, 4. 1134. Giusto, ora 9. 30 per 61. Manco posso scrivere, 1830. 1, 8, 3, 0, 1830, giusto, ora 9, 73 per 8, Questo fa poco, 584. 5, 8, 4, 584, giusto, ora 9, 91 per 91, 91 per 91 fa 8281. 8, 2, 8, 1, 8281, giusto, ora 9, 49 per 64, 3136. 1, 3, 6, 3136, giusto, hai indovinato 5, risposte su 5. Minchia, 5 risposte su 5 a quei livelli. Allora, proviamo a fare... Ma questo era? Combinazione. Livello 3. Più del livello 3 non c'è. Quanto fa 822 più 20? Farà 842. 8, 4, 2, 842, giusto, ora 9, 1400, meno 686, 714. 7, 1, 4, 714, giusto, ora Giusto. 9, 600 più 410, 1010. 1, 0, 1, 0, 1010, giusto, ora 9, 1611, meno 741, 8, 7, 0, 870, giusto, Ciao, Mirko. ora 9, 303, meno 110, 1, 9, 393, giusto, hai indovinato 5, risposte su 5. Con la calcolatrice di Windows è facile. Vabbè, comunque guardate che era tanta roba sto giocattolino, Piccolo piccolo, bello compatto. Vedete, Dotto Contaparla. Veramente un qualcosa di interessante vedere come negli anni 80 si faceva quel che si poteva. Guardate che ci sono già diversi giochi. Allora si può giocare o con questi che sono divisione, moltiplicazione, sottrazione, addizione, un misto tra tutti quanti. E poi ci sono queste altre che c'è scritto, metti a fuoco, calcolo, dettato, tabelle e maggiore o minore di. Poi qui levo, cioè ripeti, ti ripete l'ultima frase che ha detto e cancella. Se uno ha sbagliato a premere i tasti si può fare cancella. Di qua c'è acceso spento,
cioè inizia o continua il gioco che uno sta facendo, c'è controllo che va premuto ogni qualvolta uno dà una risposta, è una specie dell'enter del Commodore 64, e poi ci sono tutti e 10 numeri più il simbolo di maggiore e minore. Il simbolo di maggiore e minore è molto molto utile perché ti insegna anche a fare i paragoni, i confronti tra due numeri. Oh, cameraman, veramente hai finito di mettere a fuoco quello, ma ha rimesso a fuoco a me, grandissima, con la maglietta It's a Old School, la matita con la audiocassetta, che come vedete io sto a mettere a posto tutte queste audiocassette, ecco, io sono proprio così, sono matto come un gatto, matto come un animale, gli altri siamo noi, matto come un gatto. Ok, butta lì che quelle mo le archiviamo tutte, mancano solo queste che vedete, ne archiviate 600 e passa, quasi 700, quindi questo è facile. Facciamo un'ultima prova, poi semmai ci salutiamo, sono le 10:30. Quanto è durata questa live? 43 minuti per giocare a Dotto Contaparla, mi sembra che sono abbastanza sufficienti. Allora, facciamoci maggiore e minore. Maggiore o minore, livello 1, livello 3 e 4 per 60, maggiore o minore di 250. Maggiore. Maggiore non ho ricevuto No. 4 per 60 e minore di 250. E 7 per 20, maggiore o minore di 150. Minore, giusto, ora è 50, diviso 10, maggiore o minore di 10. Maggiore non ho ricevuto 50, diviso 10 è minore di 10. E 2 per 30, maggiore o minore di 50, maggiore, giusto, ora è 6 per 80, maggiore o minore di 500, maggiore, non ho ricevuto 6 per 80 e minore di 500, hai indovinato 2 risposte su 5. Faccio schifo. Maggiore o minore, livello 1, livello 2 e 146, maggiore o minore di 136. Maggiore, giusto, ora è 9009, maggiore o minore di 9090. Minore, giusto, ora è 3060, maggiore o minore di 3006. Maggiore, giusto, ora è 3060, maggiore o minore di 3006. Maggiore, giusto, ora è 5055, maggiore o minore di 555. Maggiore, giusto, hai indovinato 5 risposte su 5. A livello 2 ci so fa, a livello 3 meglio che mi do all'ippica. Ok, niente, abbiamo giocato, abbiamo scherzato per quasi 46 minuti. Niente, era questa la live che volevo fare oggi, niente di che, volevo soltanto giocare un po' insieme a voi con questo giocattolino. Niente, è una live molto così, molto en passant, molto così. Me lo sono trovato tra le mani proprio andando a sistemare la soffitta, e ho detto adesso lo porto giù, così ci giochiamo un attimo in live, così poi faccio un video. Adesso ci metterò una bella foto su questo video dove si vede benissimo Dotto Contaparla, ci mettiamo una foto in Full HD, alta definizione totale, e quindi ci avrà una bellissima copertina questa live. Abbiamo visto tutte le funzioni, ci facciamo salutare. Arrivederci. Arrivederci.
Ecco, chi invece si mette lì, si monta i video, fa, si diverte, sigle contro sigle sempre più spettacolari, avrebbe usato questa voce, avrebbe tagliato ciao e avrebbe tagliato arrivederci e avrebbe usato magari in qualche modo queste, diciamo, queste due parole pronunciate da un processore per fare qualcosa di carino. Io mi arrangio per quello che posso, ok? Allora, in chiusura di questa live, che diciamo sono le 22:35 di questo 22 agosto 2023, fa ancora parecchio caldo a Roma, devo dire la verità, fa caldo, tanto caldo. Mi sono scordato di dirvi che questo apparecchio va con 4 stilo, ben 4 stilo. A me qui non ce ne sono disegnate, c'è disegnato niente. Comunque va con 4 stilo e niente, le stilo come vi ho detto già da Ikea non le trovate più quelle alcaline, trovate solo quelle ricaricabili, piano piano le ritireranno tutte quante dal mercato, però ci vorrà ancora qualche tempo, quindi poi tutti sti giocherelli ci metteremo gli alimentatori esterni e quelli smanettoni come me, come tutti gli altri del gruppo di elettronica, elettrica, eccetera, sapranno come attaccare i due poli di un alimentatore. E qui sicuramente questo va a 6 volts, basta impostare l'alimentatore a 6 volts in corrente continua e questo funziona. Sempre se questo non è già un jack ingresso di alimentazione, però per capirlo bisognerebbe smontarlo, perché non mi ricordo, dovrei andare a cercare il libretto di istruzioni, perché questo potrebbe anche essere un ingresso della cuffia, perché lui non riceve il vocale, lo emette solamente, quindi diciamo che quello potrebbe essere uno spinotto per la cuffia per giocarci senza dare fastidio. E quindi uno ci metteva una cuffia ovviamente monofonica, una cuffia di quelle da battaglia o anche un auricolare da quelli ad alto ommaggio, cioè da tanti ohm, in modo da farlo sentire parecchio forte, perché ho visto che è proprio basso. Vi vedete il dotto contapalla stava proprio attaccato alla telecamera per farvi sentire la voce, perché sennò si sente molto molto basso. Però magari attaccandoci, ma dopo ci provo a attaccare, tanto se è una presa d'alimentazione non succede niente, non si sente, basta. Se invece è una presa cuffia allora si sente, ci posso attaccare una cuffia, ma adesso al volo non ce l'ho disponibile una cuffia per fare questa prova. Sarebbe stato opportuno magari con un cavetto come questo, vedete ce li ho qui i cavetti, da quanti ne volete. Questo è un cavetto da jack a pin jack a RCA, da jack a RCA, e con questo magari mi attaccavo direttamente alla scheda line in del PC, in modo da evitare di usare il microfono. Vabbè, così è un po' più accroccato, è un po' più d'arenato, invece con tutti i cavetti è un po' più da gente più esperta, diciamo. Allora, prossimamente c'ho un sacco di carne al fuoco, dobbiamo fare ancora un boosting di una cosa che sta lì. Mi ha avvertito il mio edicolante che c'ha da parte il nuovo numero di Anime Cult, quindi dovremo fare un altro Sfogliamo insieme. A me è una cosa che piace parecchio fare, è un format che io spingo parecchio, faccio parecchia pubblicità per far vendere queste riviste e quindi mi fa piacere, dato diciamo, la passione che viene messa nel realizzare queste riviste. Quindi continuate a seguire la rubrica Sfogliamo insieme, continuate a seguire il mio canale. Se vi piacciono questi contenuti iscrivetevi al canale e mettete un like al video, così il video girerà anche dopo che io ho chiuso la diretta. Quindi vi invito a visitare anche i miei siti www.classe74.it, www.ilmondodelvinile.it, www.renijstore.it e www.starwarsstore.it. Sono questi i siti principali che diciamo io cerco di pubblicizzare per quando uno deve fare un acquisto su Amazon. In particolar modo anche renijstore.it, dedicato al mondo della musica, e classe74.it, che è il principale dove c'è tanto materiale, sono i due principali, quindi da quelli poi potrete passare agli altri. Quindi
andate a visitare starwarsstore.it, renijstore.it, legolando.it e classe74.it. Detto questo, io vi saluto, siete ancora in diversi collegati, salutatemi pure in chat se volete. Vi do appuntamento alla prossima live, che non so quando sarà, quasi sicuramente domani ne dovrò fare un'altra, perché come sapete ho tanto materiale, lo devo smaltire in qualche modo, e quindi magari domani verso le 11 di mattina magari farò un'altra live e vedremo qualche altra cosa sempre che riguarda gli anni 80, gli anni 90, questi anni, anche gli anni 70 se vogliamo, questi anni che io ho vissuto così appieno. Ok? Grazie a tutti, vi auguro buonanotte. Un saluto anche da Dotto Contaparla, questo era Reni Retro. Un saluto anche da Dotto Contaparla, ci vediamo prossimamente alla prossima live. Un saluto a tutti, grazie di essere stati con me, grazie mille, ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao! Thank you.